Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venciu. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati, i vari lavori che dobbiamo andare a fare e le mansioni che organizziamo durante tutto il periodo dell'anno. Stiamo registrando questo video agli ultimi giorni di settembre e siamo agli sgoccioli della vendemmia, nel senso che ormai abbiamo concluso la raccolta della nostra uva a mano e oggi domani finiamo la raccolta anche meccanizzata. Ecco, adesso sto aspettando che arrivi il rimorchio da svuotare l'uva appunto dentro la nostra vendemmiatrice e ne approfittiamo anche per fare questo video perché ci avevano scritto qualche commento, qualcuno chiedendo un po' informazioni sulla vendemmiatrice o comunque sulle impressioni che abbiamo avuto noi, per cui ecco facciamo un piccolo approfondimento su questo argomento. Ecco, come avete capito abbiamo acquistato quest'anno la vendemmiatrice usata e diciamo è la prima stagione che affrontiamo meccanizzata, nel senso che raccogliamo noi direttamente le nostre uve anziché chiamare un terzista. Ovviamente questa scelta ha comportato comunque un'organizzazione aziendale un po' diversa, nel senso che comunque ci vuole un trattore impiegato in più ovviamente durante la vendemmia, che in genere il nostro Same 100 andava sotto la vendemmiatrice, la defoliatrice, che così riuscivamo a raccogliere soprattutto le uve manuali molto velocemente. Quest'anno ho dovuto anche attaccare la vendemmiatrice, quindi abbiamo usato questo trattore per entrambe le mansioni. Ovviamente questo ci ha comportato comunque un po' di carico di lavoro, oltretutto ovviamente abbiamo dovuto anche usare la vendemmiatrice. Ecco, adesso magari vi approfondiamo alcune impressioni, alcune idee che abbiamo avuto guidando appunto o comunque lavorando con questa macchina. Ecco, il primo impatto è stato non particolarmente impegnativo, però comunque ci ha dovuto vedere belli concentrati, perché ovviamente noi siamo comunque in mezza collina, per cui alcuni vigneti sono con alcune pendenze. Questa macchina comunque ha dei pesi, ha dei volumi importanti, le manovre sono sempre un po' delicate, per cui all'inizio un attimo di ulteriore attenzione ovviamente c'era anche un po' di preoccupazione, perché comunque ci chiedevamo se fossimo in grado ovviamente di saperla usare. Effettivamente all'inizio bisogna un attimo prenderci la mano, come tutte le cose, un attrezzo particolare, molto delicato anche nei movimenti, molto specifico, e ha dei movimenti, delle funzioni molto specifiche che magari non hanno altre attrezzature, per cui bisogna sempre un attimo stare attenti. Però passati il primo giorno e mezzo, pian pianino ci siamo presi la mano, ma merito soprattutto della vendemmiatrice, secondo me, perché ha veramente una capacità di adattarsi bene all'operatore, ci si adatta bene e si riesce in modo abbastanza intuitivo fin dalle prime fasi a impostare bene la macchina, e comunque c'è un bel feeling e si riesce a lavorare molto bene, nonostante magari uno sia un po' alle prime armi di questa vendemmiatrice. Fermo restando che ovviamente bisogna sempre andare via belli concentrati, perché appunto, come dicevamo, i pesi, i volumi, la dimensione di questa macchina non è da sottovalutare. Però come vendemmiatrice ci ha colpito, se qualcuno, dato che ci aveva scritto cosa ve ne sembra, cosa vi pare, ci ha colpito in modo positivo soprattutto l'intuibilità dei comandi, l'ergonomicità del joystick, pulsanti specifici per ogni funzione e posizionati in modo non casuale, nel senso che effettivamente poi con 2 o 3 tocchi si entra, si esce dai filari, si svuota le benne, cioè veramente si riesce a stabilizzarla molto bene, e quindi sicuramente è facile da iniziare a lavorare con questa macchina. Ovviamente il merito grande è appunto il joystick e dello schermo, che ci dà tutte le informazioni, attraverso cui, schermo touch, possiamo andare a impostare alcune regolazioni. Quindi queste 2 interfacce sicuramente fanno sì che la macchina sia veramente gestibile stando seduti sul posto di guida, e sia una panoramica generale di tutte le funzioni, di tutti i parametri che si vogliono impostare per questa macchina. Infatti, se dal joystick si può andare a lavorare, quindi a muovere tutte quelle che sono le specifiche dei movimenti della vendemmiatrice, dallo schermo touch si riesce ad andare appunto a fare le regolazioni, come per esempio attivare o disattivare alcune funzioni,
i ventilatori, per esempio i nastri raccoglitori, gli scuotimenti, ecco, e anche l'apertura, la chiusura, diciamo regolare, ecco, l'apertura dei battitori. E oltretutto si può andare, per ogni di questa, diciamo, categoria, si può andare poi a regolare, a tarare, aumentare o abbassare i battiti per minuto dei battitori, per esempio andare a alzare o diminuire il numero di giri dei ventilatori, eccetera eccetera. Diciamo, tutti i vari parametri si possono andare a regolare facilmente, in modo intuitivo e in modo immediato dal posto di comando. Un'altra regolazione importante che ci permette di lavorare bene con questa macchina è ovviamente la regolazione della trazione delle ruote della vendemmiatrice, dato che in questo caso la vendemmiatrice ci consente di aiutare, ecco, in trazione, quindi qualora ci fossero anche magari situazioni un po' collinari di pendenza, forte pendenza, ci aiuta a tenere praticamente a peso zero la vendemmiatrice rispetto al trattore, quindi ci dà una mano a spingere in avanti oppure a rallentare, frenare il trattore attraverso la presenza delle ruote motrici. E questa diciamo influenza che ha la vendemmiatrice sul trattore possiamo andare a regolarlo attraverso sempre il touchscreen, quindi aumentare o calare questa influenza. Per convogliare l'uva raccolta nelle vasche di raccolta, quindi nelle benne, sono presenti questi due scivoli che si possono alzare o abbassare in modo automatico quando si alzano o si abbassano le benne, per far sì che poi non si rovinino, dato comunque sono in gomma, durante le fasi di scarico dell'uva. Dal joystick è possibile andare a regolare l'inclinazione laterale, quindi o da un lato all'altro a seconda un po' della pendenza, a seconda volte anche all'inizio del filare, se c'è un palo di testata un po' non proprio dritto si riesce a infilare bene la vendemmiatrice, andando a regolare appunto attraverso il joystick l'inclinazione laterale della vendemmiatrice, e ci compare sullo schermo la situazione, quindi se è stabile oppure se è tendente a destra o a sinistra e quanto questa inclinazione è più o meno accentuata. Sempre da joystick possiamo andare a regolare anche il beccheggio, quindi l'inclinazione anteriore e posteriore della vendemmiatrice, in modo tale da lavorare sempre in modo abbastanza piano, anche in situazioni appunto di filari dove magari in certi punti ci sono delle pendenze, magari un inizio filare è posizionato più in basso e la fine più in alto, si può sempre andare a regolare in modo tale da lavorare in situazioni ottimali. Premendo il tasto 0 la vendemmiatrice torna in asse con il suolo, quindi qualora fosse regolata magari troppo lateralmente da un lato, basta premere appunto il tasto 0 posizionato sul joystick e la vendemmiatrice rientra, diciamo, in asse, quindi si autolivella in modo laterale. Ecco, allora noi siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi e ci vediamo venerdì con una nuova puntata.